queste vignette che parlano del Penalty Awards. Vi ricordo questo appuntamento dedicato interamente al calcio dilettantistico, l'unico vero, l'inimitabile Penalty Awards, giunto quest'anno alla sua terza edizione, di scena tutto il gota del calcio dilettantistico siciliano, con i campionati di eccellenza, di promozione, di prima categoria, quest'anno anche il Penalty Futsal, e soprattutto con la presenza praticamente dei più importanti dirigenti e tecnici anche del calcio professionistico. Ma non vogliamo svelare niente, perché vi vogliamo invitare tutti a seguire in diretta, se volete, alle 18, venendo direttamente presso il centro commerciale Le Ginestre, oppure se eventualmente vi viene difficile raggiungere appunto Tremestieri e Teneo nella provincia di Catania, potrete seguire giorno 12 alle 19 l'intera manifestazione, e vi assicuro che stiamo preparando il meglio che può far sì che questa manifestazione possa veramente ulteriormente diventare il meglio che il calcio dilettantistico in televisione può proporre. Vado invece adesso a salutare il nostro Antonio Rapisarda. Ciao Antonio caro, come stai? Tu oggi non devi fare niente. Tutto bene. Nel senso che la promozione è già finita. La promozione non si ferma mai. Come non si ferma? Non si ferma mai. Fammi salutare intanto gli ospiti, i cari amici che ci seguono da casa. Ma le partite sono finite però, ma le panchine però sono roventi. Le panchine sono roventi. Adesso poi tra qua l'altro abbiamo il mister che ha vinto i playoff contro una squadra tosta come il Canicattì, sì, data per favorita, ma assolutamente il calcio ci smentisce sempre. Non sempre vince la squadra favorita, ma bensì la squadra che piano piano riesce a mettere punti e gioco in cascina. Antonio, mi stai dicendo che c'è movimento già di panchine? Tantissimo. Addirittura? Sì. C'hai qualche nome? Allora, diciamo che il Canicattì, spiazzando tutto, conferma mister Falsone. Penso che sia doveroso, no? Per Giovanni Falsone. Sai, però non sempre, magari dopo una delusione si cerca sempre di cambiare. Ricordiamo che mister Falsone è subentrato. Da quella squadra invece diciamo che il DS Pietro Diana ha confermato, e questa è una bella notizia, fa ben sperare per i tifosi del Canicattì che magari il prossimo anno potranno anche se c'è odore di ripescaggio sia per il Canicattì che per il Licata. Quindi... Vabbè, vedremo. Allora facciamo un passo indietro. Mi hai dato il gancio Canicattì Avola, big match della scorsa settimana. Abbiamo anche qualche fotografia proprio dell'evento. Sei stato protagonista essendo l'allenatore del Real Avola. È stata una partita che all'inizio tutti pronosticavano il Canicattì probabilmente la squadra da battere, perché veniva da una lunga serie positiva, perché in squadra ha giocatori di una certa importanza, però non avevano fatto i conti con il manipolo di geni giovani che hai all'interno del tuo gruppo. Rosario. Sì, una buonissima squadra, pure perché l'avevo vista giocare a Licata nel primo spareggio della finale playoff dell'altro girone. Hanno vinto 3-2. Perfetto, mi hanno fatto una buonissima impressione. Uscendo dallo stadio la domenica a Licata tutti mi dicevano forse era meglio se trovavo il Licata, invece io rispondevo che volevo il Canicattì, pure perché mi piaceva come squadra, mi piaceva confrontarmi e volevo loro. Che bella questa cosa, voleva confrontarsi Antonio, ha fatto bene, perché poi alla fine insomma 2-0 sembrava veramente ormai spacciato il Canicattì, che è risorto, a dimostrazione che comunque il mister, il gruppo aveva veramente tanta voglia di dimostrare di avere le carte in regola per vincere questo campionato. Però alla fine il 2-2 vi ha portato ai rigori, poi lì diventa un terno all'otto. Cosa hai pensato in quei momenti, Saro? Ho pensato che la sfortuna continuava a perseguitarci come tutto l'anno, pure perché devo essere onesto, nel giro di 22 minuti eravamo 2-0, avevamo pure l'opportunità di fare il 3-0 se l'arbitro ci avesse concesso il rigore, e così non è stato. Devo dire pure, a discapito un po' del Canicattì, che la partita l'hanno ribaltata nel momento in cui siamo rimasti in 9. Quindi vuol dire che comunque onore al Canicattì, ma su tutti il tuo gruppo ha strameritato la vittoria finale? Sì, sicuramente onore a questa squadra di calciatori forti, società forte e un pubblico straordinario che li ha sostenuti per tutti i 120 minuti. E oltre, è vero. La dimostrazione che il pubblico è fondamentale, ma è stato fondamentale anche ad Avola, perché vi hanno atteso sino a notte fonda in piazza, perché l'arrivo del pullman poi ha fatto sì che anche Avola abbracciasse il vostro gruppo, la vostra squadra, e quelli sono momenti che comunque rimarranno per sempre, a prescindere se rimarrai o meno in questa società.
Sì, come dicevi tu, ci hanno aspettato fino al nostro arrivo per festeggiare. Avola è una tifoseria abbastanza esigente, siamo riusciti con i ragazzi a portare dalla nostra parte nelle ultime 5-6 partite perché hanno visto il lavoro dei ragazzi che cosa facevano in campo. Deve farti la domanda cattiva, però te la fa Antonio, eh? Mister, io... No, non cattiva, dai. No, cattiva, non mettiamolo in difficoltà. Allora, cattiva no, però magari progetti per il prossimo anno, rimarrai... vabbè, e questa è cattiva. Vabbè, però ci sta, rimarrai ad Avola oppure andrai via? Noi ti auguriamo tutti, anche i tifosi, perché immagini bellissime di questa accoglienza, sicuramente vorrebbero a te ancora sulla panchina. Tu però... Tu che rispondi a questo? Come ripeto, ho detto già prima a Ettore che ho parlato con la società che non rispondevo più nel senso a queste domande perché mi ero lasciato un po' prendere. Sono orientato a non parlare di questa possibilità e quindi rimando tutto a più in là. Diciamo che è tutto sospeso, sospeso. Noi il Real Avola si fonda su tantissimi trascinatori, tra cui abbiamo Sirigu che è stato il capocannoniere di questa squadra con 15 gol, abbiamo D'Urso, abbiamo Maiele, abbiamo Caruso, abbiamo Coscimano, Scordino non ce lo dimentichiamo che ha parato 2 rigori decisivi in questa importanti, finale. Certo. Chi secondo te è stato quello che ti ha sorpreso di più in questa stagione? Tu mi dirai tutto il gruppo perché giustamente da mister, giustamente è così, però c'è qualcuno che magari ti ha sorpreso, qualcuno che avrà margine di miglioramento da qui il prossimo anno in eccellenza? Guarda, un ragazzo che ho trovato l'anno scorso ad Avola, non me ne vogliano i vari ragazzi che hanno un nome e un cognome e portano in dote i loro gol, ma io sono rimasto abbastanza sorpreso da Alessio Costa, il centrocampista. Un ragazzo del 91. Quindi scoperto anche già abbastanza sì, grandicello. L'avevo trovato attaccante centrale, poi forse sono stato abbastanza fortunato, l'ho spostato a centrocampo, ho fatto 2 campionati meravigliosi, un trascinatore. Questo è il vero ruolo del mister, perché poi spesso e volentieri alcuni giocatori sono messi nei posti sbagliati, arriva un mister che vede totalmente diverso quel giocatore e gli azzecca tutto e quello che magari che ti fa fare la differenza, o sbaglio? Sì, c'è da dire pure che poi il merito, a prescindere dal mister che cambia di posizione, è singolare, quindi è del calciatore stesso che si mette a disposizione e risulta intelligente, certo, quindi certo. I meriti vanno pure singolarmente a loro. Allora, poc'anzi Antonio ha incominciato a parlare di calciomercato, ma adesso io ho al telefono uno degli allenatori che insomma col calciomercato ha a che fare, perché il suo nome gira tantissimo, anche quest'anno è rimasto a Trecastagni, ha quasi sfiorato la possibilità di andare ai playoff, ma credo che abbia comunque ancora una volta dimostrato di avere grande qualità tecnica e tattica. Parliamo di Luca Di Gregorio che abbiamo al telefono. Luca! Buonasera Ettore, buonasera a tutti i tuoi ospiti e grazie dell'invito. Buonasera Luca. Allora, si incomincia a parlare di calciomercato perché chiaramente i campionati sono fermi, siamo quasi a bocce ferme tutti, però gli allenatori insomma hanno il telefono cellulare quasi sempre acceso perché la chiacchiera è fondamentale per cercare di organizzare la prossima stagione, anche se credo che giorno 6 giugno, quando ci sarà il Penalty Awards, così come è stato lo scorso anno al cortile Platamone, poi diventa un cortile anche del calciomercato indirettamente, perché in molti, anche se non vanno in nomination, vengono perché c'è l'incontro con tanti dirigenti e tecnici appunto del calcio dilettantistico. Nel caso tuo che cosa succederà la prossima stagione? Sì, intanto permettimi, credo che c'è, perché io sono fuori, credo che c'è il mio collega, il mister dell'Avola, se non sbaglio, e lo volevo salutare e fargli complimenti per il campionato meritato, che hanno meritato lui, il suo staff, faccio i complimenti vivissimi, è stata una grande stagione anche per loro sicuramente. Avete visto la classe di Luca Di Gregorio? La classe di Luca Di Gregorio non è acqua, il mio ex capitano. Ma è giusto, Vai allora Luca, il campo è sempre quello giusto. Parliamo di te, dai allora. Allora, come hai detto tu, sono solo chiacchiere in questo momento, quindi non c'è niente di sicuro. Sicuramente mi sto guardando attorno e non credo di rimanere a Trecastagni. Anche perché nuovi stimoli, bisogna avere nuovi stimoli. Sì, infatti anche per questo motivo non credo di non rimanere col Presidente, già siamo rimasti d'accordo così, ognuno farà la sua strada. E quindi
ma ancora questo appunto è da vedere, però in linea di massima siamo rimasti così, il Presidente ha altre idee, io ho le mie, quindi resteremo sicuramente. Le tue idee non le possiamo conoscere in questo momento perché probabilmente c'è soltanto un pourparlers in giro, però si sa che insomma il tuo nome gira. Ci sono tante voci in giro, uno si guarda attorno, ci sono, ecco, uno si interessa, no? Però ancora di concreto non c'è assolutamente nulla in questo momento. Antonio Rapisardo deve farti una domanda. Allora, intanto complimenti perché quest'anno siete arrivati quasi vicini a questi playoff, non ci siete arrivati per le ultime partite, magari qualche passo falso durante il campionato vi ha impedito di magari di entrare nella lotta playoff. Lei mi ha dato un assist, non sarà quasi certamente l'allenatore del Trecastagni. Sappiamo che qualche voce insistente c'è. Magari ce ne può accennare lei qualcosa perché sicuramente ripartirà da una panchina. Sì, ma siccome in questo momento non so quale voce ti riferisci tu, però sì, qualcuno si è interessato, ecco, a me hai detto tu bene il campionato che è stato positivo, no? Non parla, Luca, non parla. Ma questo non è neanche ancora, sì, lo sappiamo. I campionati, tu Ettore sai meglio di me, sono finiti ora, ecco, da poco, no? È vero, addirittura spareggi, no? E quindi è giusto così. Giusto. Sono ancora, ecco, ferme, quindi non è giusto neanche per i miei colleghi che... Va bene, ok, accettiamo questa risposta. Chiedo scusa al Però mister. ringrazio Rapisardo perché diceva appunto del nostro campionato, ecco, volevo affermare questo. Il Presidente aveva chiesto una salvezza, poi abbiamo lottato invece fino alla fine per 3 punti, non siamo arrivati al quinto posto. Chiedo scusa al mister, magari mi sono espresso male, volevo dire magari che squadra Gironastis, che squadra gli piacerebbe allenare? Vabbè, dal punto di vista anche di una squadra magari con un determinato progetto. Ecco, questa è una domanda. Ma chi non vuole una squadra con un progetto, caro Antonio? Ma noi allenatori, o meglio loro allenatori, devono avere per forza un progetto, perché sennò rischiano puntualmente poi dopo qualche settimana di pagare per tutti. Dico bene, Saro? Alla fine poi l'allenatore è quello che paga. Infatti poi si fa il passo più lungo della gamba, vedi alcune società di quest'anno in promozione e poi si arriva a fare brutte figure. E quindi fa bene Luca a guardarsi bene intorno per vedere se effettivamente esiste questo progetto di qualche società. No, io, Antonio Rapisardo ha detto giusto, io vorrei misurarmi ora con una cosa diversa, non sempre per la salvezza, lottare per vincere un campionato, arrivare ai playoff, questo sì, ma vale per tutti, no? Gli allenatori, i calciatori, avere degli stimoli nuovi, questo mi sembra giusto, logico quello che ha detto Rapisardo. Senti Luca, così anche per poi chiudere il collegamento, 4 squadre importanti hanno raggiunto il campionato di eccellenza, sono il Biancavilla, sono la Nissa, Sant'Agata di Militello e Riviera Marmi, poi abbiamo avuto i 2 vincenti dei playoff, Real Avola con qui presente il mister e poi anche il Torregrotta e poi soprattutto il Belpasso che vincendo questa Coppa Italia ancora una volta passa di categoria, l'anno scorso dalla prima alla promozione, quest'anno dalla promozione all'eccellenza. Non credi che la Coppa Italia sia sempre snobbata da parecchie società, poi ci si accorge troppo tardi che può essere un ulteriore modo per raggiungere la categoria successiva? Sì, in promozione, come tu ben sai, non è come in eccellenza che devi fare poi le fasi nazionali, in promozione basta che vinci la fase regionale e sei in eccellenza. Ci pensano troppo tardi le società poi. All'inizio è snobbata nel senso che si prende come rodaggio perché si inizia d'estate prestissimo, poi man mano che si va avanti si capisce che diventa importante, quindi il Belpasso ne ha approfittato alla fine meritatamente, dico io, l'ho detto anche ai dirigenti che conosco, perché con tutti i problemi che hanno avuto tutto l'anno sono riusciti a fare il salto di categoria con molti sacrifici, hanno vinto questa Coppa, quindi all'inizio sì può essere snobbata, poi alla fine diventa importantissima perché va bene. Allora Luca, primo anno del Penalty Awards, sei stato in nomination per la bella stagione che avevi fatto con l'allora Sporting Battiati,
chissà quest'anno, voglio dire mai, no? Stare in nomination è sempre una bella soddisfazione, poi se si vince o si perde cambia poco, però già essere inseriti nei 3 nominativi delle nomination del Penalty Awards accresce anche un po' il curriculum, no? Assolutamente, quello è importante, faccio anche i complimenti a te per ogni anno è sempre, a parte la tua trasmissione, poi questa idea che hai avuto che accoglie sempre tantissimi giocatori, allenatori di tutta la Sicilia, quindi è un punto di riferimento, è diventato veramente importante, a prescindere poi dalle nomination o no. Allora ti aspettiamo giorno 6, a prescindere se sei in nomination o meno, perché comunque diventa, volendo, quasi un calciomercato quel giorno. Il centro commerciale. Sarò presente. Benissimo, grazie, un abbraccio a Luca Di Gregorio, allenatore fino adesso dello Sporting Trecastagni, per la prossima stagione si vedrà. Va bene? Grazie a te e un saluto di nuovo ai tuoi. Ciao. Grazie. Luca Di Gregorio, giocatore importante perché tu conosci sicuramente, è la dimostrazione come non avere fretta di raggiungere le squadre importanti, ma la gavetta aiuta. E credo che forse questa un po' manca ultimamente in qualche allenatore che vuole un po' bruciare le tappe, o sbaglio Saro? Non sto dicendo una cattiveria nei confronti di nessuno, però credo che la gavetta aiuta. Hai ragione tu in questo senso, perché succede sempre che quando un calciatore che ha giocato nella CND o nell'eccellenza finisce di giocare, giustamente prende il patentino, quindi le società si affidano per lo più al nome. Non, come dici tu, alla carriera calcistica. Io dico sempre che forse è meglio partire dai piani bassi per poi arrivare, pure perché tutto quello che ti può dare, quello che puoi insegnare ai giocatori ti viene dal lavoro che svolgi. È vero. Va bene, allora a questo punto noi dobbiamo congedare il mister perché lo aspetta il sindaco di Avola per festeggiare ancora. Non parlerete di calciomercato, non parlerete di niente, perché in questa occasione bisogna soltanto festeggiare. Avete già fatto la vostra cena conviviale di fine stagione. Cosa ti hanno regalato i tuoi ragazzi per questa vittoria? A parte la vittoria del campionato. Perfetto, quella è la cosa più bella che mi hanno regalato. Un pensierino, no, nulla. No, ci siamo visti solamente la sera subito dopo, abbiamo mangiato una pizza, poi il lunedì siamo stati assieme tutti a cena, adesso avremo occasione in settimana per rincontrarci. Certo. E poi tanto calcio estivo per vedere qualche giocatore? No, io stacco. Stacchi la spina? Io stacco la spina. No, dopo giorno 6 però, perché il 6 c'è il penalty. Perfetto, tornei, sta roba qua, non gioco, non guardo, mi rilasso. Ti rilassi, fai bene, fai benissimo. Allora noi ti auguriamo il buon relax, ancora complimenti per la bella vittoria in campionato, un abbraccio a tutti i ragazzi del gruppo che hanno veramente regalato un sogno ad Avola, perché insomma non voglio dire sempre le stesse cose, siete partiti svantaggiati per la finale playoff, però avete dimostrato che l'umiltà paga. La vittoria più bella. È la vittoria più bella. Grazie a Saro Monaco, allenatore del Real Avola. Rimane ancora un po', perché tra poco noi lanciamo la pubblicità, poi ci collegheremo con Attilio Scuderi perché dobbiamo parlare di beach soccer, che tu segui tantissimo. Sì, vero. Bugiardissimo. Non è vero, non è vero. Però prima lanciamo la pubblicità. Ti sorprenderò. Lanciamo la pubblicità perché tra poco ci raggiunge anche Alessio Patti, con lui chiuderemo questa puntata del nostro Penalty Awards e la pubblicità ce la deve lanciare la penaltina, che parla pochissimo oggi perché non ha nessun risultato. La sua è soltanto una bella figura, come al solito straordinaria, ed è importantissima per la nostra trasmissione. Grazie Ettore. Sì, adesso abbiamo un altro piccolo stacco per la pubblicità, mi raccomando rimanete con Penalty. Tutto è possibile con questi jingle che insomma un po' prendono in giro quelli che sono indubbiamente i due più forti giocatori del mondo, Messi e Ronaldo. Ognuno ha la propria classifica, io metterei prima Messi e poi metterei al secondo posto Ronaldo, ma questa è una scelta mia molto personale, non so se anche Antonio la condivide. Vabbè, in grandi linee sì, dai. In grandi linee sì, per rispetto. Allora, abbiamo Alessio Patti, che non l'abbiamo messo qui in postazione, ma lo abbiamo invece messo, non dico come ospite, ma quasi come co-conduttore di questa parte finale del penalty, perché più tardi entrerai con il tuo penalty futsal. Vogliamo ricordare che quest'anno c'è anche il penalty futsal speciale penalty awards? Sì, intanto saluto tutti i nostri amici da casa che ci seguono.
Come abbiamo già annunciato nelle precedenti puntate, la grande novità del futsal all'interno del Penalty Awards, per il quale, Ettore, perdona sempre questa parentesi, non smetterò mai di ringraziarti a nome di tutta la comunità del calcio a 5 siciliano. A voi. Perché per la prima volta il calcio a 5 è il suo piccolo Oscar, sì. Verranno premiati i migliori allenatori, dirigenti e giocatori di Serie C1 e di Serie C2. Sottolineiamo Serie C1 e C2 proprio perché chiaramente sono state le due categorie che abbiamo seguito in modo particolare per tutta la stagione, perché è chiaro che tutti sanno che anche altre squadre partecipano anche a categorie più importanti. Assolutamente, in Serie B ne abbiamo 5, l'anno prossimo, se tutto va bene, ce ne dovrebbero essere addirittura 7. Sì. In Serie B abbiamo forse la neopromossa in Serie A Augusta, quindi insomma la Sicilia pullula di grandi realtà nel mondo del futsal, però abbiamo trattato C1 e C2, certo. Quindi al Penalty Awards avremo solo queste due categorie. Anche se possiamo già anticipare che stiamo lavorando a un progetto per la prossima stagione per vedere anche di dare un servizio a queste altre categorie, proprio perché è importante conoscere risultati, classifiche e commenti subito e non attraverso i social dopo qualche giorno. La domenica può diventare anche per il futsal un riferimento giornalistico utile ed essenziale. Oltre che chiaramente dare anche visibilità agli addetti ai lavori, perché è uno sport che ha fame di visibilità, quest'anno è stato dimostrato. Dal grande seguito che abbiamo avuto, perché la voce è degli addetti ai lavori e loro la devono esprimere tramite noi, tramite gli enti televisivi che danno loro visibilità, certo. e così speriamo sarà anche il prossimo anno. Allora, adesso, prima di ritornare a parlare di promozione, perché giustamente avevi anticipato qualche movimento di panchina, ma non lo abbiamo fatto insieme al mister, lo faremo tra qualche istante con Antonio, perché ci dobbiamo collegare con Attilio Scuderi, addetto stampa della Domus Bet Catania Beach Soccer. Pronto Attilio? Buonasera a tutti e grazie del vostro invito. Grazie a te Attilio. Allora, il tuo intervento è legato soprattutto a questa straordinaria manifestazione che partirà praticamente la prossima settimana e che vedrà in scena praticamente il meglio del beach soccer europeo. Un altro ulteriore successo per Catania e per tutto il movimento appunto del calcio sulla sabbia. Sì, Ettore, intanto scusami, perché parte domani la manifestazione, quindi sì, domani diciamo che il clou sarà la prossima fine settimana, dicevo il clou sarà la fine settimana perché c'è la finalissima. Sì, ok, temporalmente hai ragione tu. Sì. Allora, lunedì, domani si comincia alle 9:45 con la prima gara, l'Euro Winner Cup per il terzo anno consecutivo ha scelto Catania, e ha scelto soprattutto la macchina organizzativa messa su dal COB, dal comitato organizzatore Beach, dal presidente Cantilano e dal vicepresidente Giuseppe Bosco. Ai nastri di partenza di questa Champions League del beach soccer c'è anche la Domus Bet Catania che vuole recitare un ruolo da assoluta protagonista. Lo scorso anno è arrivata in finale battuta solamente dai Galacticos del Crystal. Per fare un rapido paragone, il Crystal è un po' il Barcellona del beach soccer. È vero. Per fare i debiti paragoni, la Domus Bet si è rinforzata tanto e spera che con la spinta anche dei tifosi del Catania si possa veramente coronare un grandissimo sogno che è il lavoro di tanti anni, cioè sollevare questa coppa e sollevare il titolo di campioni d'Europa, che sarebbe un grandissimo vanto. 32 squadre in blocchi di partenza, 32 squadre maschili, divise in 8 gironi, le prime 2 di ogni girone passeranno e daranno vita alla fase eliminatoria, ottavi, quarti, semifinali e finali, con partite secche. E attenzione perché poi c'è anche l'altro grande spettacolo quest'anno, perché la grande novità, il torneo femminile. Con 12 squadre, dove anche la Domus Bet Catania ha allestito una formazione di tutto rispetto allenata da un guru del calcio femminile che è Marilena Guerreggiani. Certo, una Domus Beach Arena straordinaria che accoglierà tantissimi per vedere questo straordinario spettacolo, e un plauso va soprattutto al progetto legato inizialmente anche al presidente Giuseppe Bosco, ma che continua, perché la Domus Bet probabilmente non vuole fermarsi soltanto qui, vuole probabilmente ancora allargare le sue vedute e chissà magari un progetto legato a un mondiale. Sì, hai detto bene Ettore, perché la voglia è quella e perché la macchina organizzativa è stata testata negli anni, e ha
preso consapevolezza che i grandi eventi si possono fare a Catania, perché Catania è diventata ormai la patria internazionale del soccer. Pensa che la prima tappa è stata organizzata a livello ufficiale nel 2004, fu la prima tappa antesignana che fece partire tutto il movimento del beach. Adesso siamo arrivati al 2016, adesso c'è questo ancora grande evento come l'Euro Winner Cup. Dal 1 al 5 giugno arriverà la Coppa Italia, primo trofeo nazionale che verrà assegnato nel 2016, dove la DomusBet Catania pensa un po' a un record negativo e spera di sfatarlo, perché è arrivata in finale nelle ultime 5 finali e le ha perse tutte e 5. È vero. Purtroppo, quindi cercherà di vincerla proprio qui a Catania, e oggi ti devo dire eravamo tutti emozionati perché vedere la DomusBet Arena ha un impatto straordinario, ampliata di altri 500 posti a sedere, saliamo agli oltre 2000 posti, grazie anche alla grande sagacia imprenditoriale del patron DomusBet Francesco Di Paola. Insomma, tutti i seggiolini rossoazzurri, uno stadium straordinario, meraviglioso, sabbia. è vero. Chi sta al centro della sabbia fa veramente un grande effetto, e secondo me con il pubblico catanese che deve accorrere ogni giorno e soprattutto la sera alle 21 a tifare DomusBet Catania, sarà un volano fondamentale per cercare di acciuffare questa Coppa. È vero. Senti Attilio, per chiudere, chiaramente la Champions è ormai alle porte, si inizia domani e indubbiamente la DomusBet vuole essere protagonista, ma come vedi questo gruppo anche per il campionato? Ma guarda, è stata allestita una squadra, forse ne parlavamo in pourparlers, no? Tra i dirigenti e tutti, forse è la squadra più forte di tutti i tempi, perché abbiamo messo dentro un mix di stranieri, italiani e catanesi pazzesco. Bene. Perché oltre alle grandi conferme dello scorso anno, aver mantenuto il grande zoccolo duro di quella formazione, hai messo dentro un campione del mondo e un campione europeo portoghese come Jordan, che ti farà fare un grande salto. Hai confermato un funambolo come Rodrigo. A breve annunceremo anche un altro colpo pazzesco, sempre portoghese, che non si possa anticipare. Va bene. Per il campionato soprattutto. E poi abbiamo messo dentro il capitano della nazionale italiana, Corosiniti, con oltre 190 presenze. Mi sa che è veramente la squadra più forte di tutti i tempi, cioè non era mai stata fatta una squadra così effettivamente. Forse sì, guarda, l'altra volta con Della Negra, col mister, diceva: se siamo bravi riusciamo a mantenere e a cambiare il roster ogni 5 minuti, fondamentale sulla sabbia, quando giochi a 40 gradi, e il fattore non cambia. Cambiando l'ordine degli addetti il fattore non cambia. Non hai panchinari in questo momento, hai 12 titolari / 14. E non è per tutti questa cosa, certo, è logico. Incrociamo le dita, adesso sta ai giocatori mettere in pratica gli insegnamenti e il lavoro del mister, e anche al mister far stare su tutto l'ambiente, tutto il gruppo, far sentire importanti tutti. Va bene Attilio, allora noi ti auguriamo buon lavoro perché sarà una settimana intensissima, incrociamo le dita e forza DomusBet Catania Beach Soccer. Ettore, grazie, invito tutti i catanesi al Lido Azzurro DomusBet Arena Beach Stadium per veramente ammirare un grandissimo spettacolo di calcio, ma calcio spettacolare sulla sabbia, che è quello del beach soccer. È vero. Grazie Attilio Scuderi, addetto stampa della DomusBet Catania Beach Soccer. Lo so che quando parlo di beach soccer con voi due, insomma, quasi quasi devo parlare con Federica. Federica, tu conosci questo movimento? Ma questo sì mi sembra molto limitato. Beh, diciamo allora Nel senso che non ti piace oppure lo vedi troppo da circo, come ha detto qualcuno della redazione, ma che non voglio dire chi è. Diciamo che preferisco il calcio tradizionale. Attenzione, perché c'è dietro una preparazione non di poco conto, perché giocare sulla sabbia sembra facile, ma non lo è. In realtà è molto più faticoso, senza dubbio. Infatti Attilio ha detto una cosa giusta, quest'anno la squadra è stata approntata con 12 titolari, perché il cambio continuo permette di essere sempre sul pezzo, sempre pronti anche solamente per 5 minuti per dare il massimo, perché lo sforzo è triplo rispetto ad una normale partita. Dico bene? Sì, è chiaro che l'Euro Winners Cup si giocherà in delle condizioni particolari, perché sotto il sole, 40 gradi a Catania, più ricambio si ha e meglio è, mentre magari per il Catania può essere un vantaggio, perché squadre come il Crystal ad esempio, che Attilio ha nominato, che è una squadra russa,
chiaramente abituate a giocare nella propria nazione, con temperature diverse, credo, Ettore, qui non metto la mano sul fuoco, ma credo giochino al chiuso, esistono le strutture al chiuso proprio con la sabbia, per dare la sensazione di caldo. Le condizioni comunque sono differenti. Beh, poi sono i giocatori che ti fanno la differenza. Ah, quello ovviamente. L'anno scorso, anche se la squadra era russa e che poteva insomma soffrire il caldo, poi ha chiaramente vinto. Tatticamente e tecnicamente era superiore a tutte, anche se il Catania ha fatto già un miracolo ad andare in finale con grande soddisfazione dei tifosissimi. Aggiungo anche che quest'anno, come ha detto già Attilio, che il tasso tecnico è aumentato notevolmente, soprattutto anche della squadra del Catania Beach Soccer, quindi sicuramente sarà un'altra competizione. Magari il Catania potrebbe anche, incrociamo le dita, potrebbe anche farcela. Perfetto, allora noi siamo nella parte finale della trasmissione, oggi accorciamo un po' la durata del nostro programma per dare ulteriore spazio al penalty futsal che è quasi finito, diciamolo pure, no? Sì, ormai siamo proprio al rush finale. Addirittura d'arrivo, oggi un altro verdetto importante che non anticipo ma che hanno già anticipato i social con una promozione e la prossima settimana chiuderemo, ci sarà la finale di Coppa Italia di Serie C2, parleremo di ulteriori nuovi progetti che sono in seno alla federazione, beh dai, non ci anticipare nulla, insomma, non rubare argomenti per la tua trasmissione, invece volevo ritornare un attimo a parlare di promozione, perché mi devi dare qualche movimento di partita, di panchina, perché chissà se poi Alessio invece ci dà qualche movimento di prima categoria che ha seguito quest'anno. Lì il valzer è molto più ampio, molto più intenso, troppe squadre, troppi giocatori, troppi allenatori. Beh, Ettore, scusatemi se vi interrompo, poi anche lì c'è la questione del quante squadre rispetto alle 12 promosse faranno il campionato di promozione. Bella domanda, perché guarda che è vera questa cosa. La stessa cosa potrebbe capitare anche in promozione e anche in eccellenza, attenzione. Certo, quindi, l'importante è che succede prima, cioè se succede prima siamo tutti contenti, se succede a campionato iniziato tutto questo falsa un po' anche i magari gironi. Senza dare la possibilità magari qualche squadra che potrebbe veramente far bene in quel campionato. Benissimo, allora, siccome tu ami il calciomercato, anzi a tal proposito ricordiamo che domenica prossima all'interno dell'ultima puntata di Penalty finalmente potrai dare le tue idee sul calciomercato anche dei professionisti, che è stato sempre il tuo sogno. Vabbè, raccontaci anche del calciomercato delle panchine di promozione. Allora, per quanto riguarda il campionato il girone A, ancora è tutto Riviera Marmi. Riviera Marmi ha vinto, esattamente, e il Torre Grotta li ha seguiti poi nei playoff. Diciamo che ancora il campionato è stabile, il calciomercato è ancora fermo, quello che si sta muovendo tanto è il promozione il girone B, col Sinagra che non ha confermato mister Ippolito. Come mai? Chiudendo anche un ciclo, perché i cicli vanno chiusi, cambierà molto probabilmente anche la società, che continuerà il progetto della vecchia società, ovvero puntare sui giovani, questo mi sembra anche giusto. La parola sembra facile dire puntiamo sui giovani. Poi ci vogliono anche i fatti. La stagione poi zoppica e si cambia tutto. Molto preparati, perché il tecnico che lavora con i giovani deve essere preparato il quadruplo, a mio avviso. Hai ragione. E sono d'accordo con Alessio. Poi Acqua Dolcese, nuovo allenatore, Sebastiano Fallan, che è stato ufficializzato che è anche il giocatore, e so che con te questa cosa non è che ti piaccia tanto. Cioè, che vuol dire, fa il giocatore o fa l'allenatore? Fa l'allenatore e sarà anche il giocatore, però sarà affiancato da Franco Crivellaro. Allora, spieghiamo questo fatto. Che vuol dire? Cioè che lui è ufficialmente quello che fa la squadra, siccome non può fare anche l'allenatore perché deve giocare, ci sarà un prestanome che fungerà da allenatore ufficiale. No, diciamole queste cose, perché io, sapete, sono schietto io vero, sapevo che... perché poi dopo nessuno sa niente, invece sanno tutto e tutti. Allora, o si fa l'allenatore o si fa il calciatore, perché entrambi non si possono fare, neanche con le deroghe, perché la deroga è una cosa totalmente diversa, per cui... Vabbè, ci sarà tutta un'estate per riflettere, magari non si voglio farà fare nessuna polemica, ma io racconto un po' i fatti, anche perché l'AIEC ultimamente si è fatta promotrice anche e soprattutto di questi
raggiri strani di patentini prestati, allenatori, giocatori, o si fa l'allenatore o si fa il calciatore, perché poi tra l'altro fare entrambi nello stesso momento è sempre molto difficile, anzi secondo me è impossibile. Beh, diciamo che non siamo tutti vialli al Chelsea, però va bene. Sì, vabbè. Andiamo avanti. Del girone di promozione C ne abbiamo parlato con Di Gregorio e anche con mister Monaca. Girone di promozione D abbiamo parlato del Canicattì che ha confermato mister Falsone. Meritatamente. Sottolineiamola questa cosa. E abbiamo anche sicuramente Pietro Alotto lascia dopo 4 anni la panchina della Polisportiva Palma dopo aver fatto il miracolo della salvezza. Attenzione, era data per spacciata questa squadra e invece si è salvata. Squadra neopromossa tra l'altro. Esattamente. Aveva vinto tra l'altro il penalty Edwards lo scorso anno Alotto, quindi con grande merito ha salvato e poi è andato via. Sì, ha fatto bene, magari è finito anche qui un ciclo dopo 4 anni. È già definitivo questo? Questa decisione. Sì. Vabbè. E poi diciamo che non è più nel campionato di promozione passata d'eccellenza, ma è la Nissa che sta lottando con la società per cercare di rinnovare o cercare di far sì che lo stadio Palmitelli venga rimodernato un pochettino. Giustamente ci provano perché il Palmitelli è stato il catino di questa cavalcata della Nissa. Voglio dire, ne abbiamo parlato anche certe volte anche con il presidente in diretta, il presidente della Nissa, Ferrante se non sbaglio, sì, se ricordo bene, cioè se una città come Caltanissetta possiede uno stadio così importante, perché si ha per forza la voglia di giocare in un campo fatiscente un po' come il Palmitelli, che è stata la storia di Caltanissetta? Spezzo una lancia a favore del presidente, dai, me lo devi fare. Sì. Perché ogni volta vedo via Autostrada quello stadio, il Pian del Lago, e dico ma guarda che bella struttura, eppure è chiusa. Ma è anche vero che il Presidente ha detto che non è tutto oro quello che luccica, anche Pian del Lago ha i suoi limiti. Si lavora per migliorarli. Ma questo sta alle società e anche alla città, anche alla... non credo che Alessio, tu che ne pensi di questa cosa? Non credo che i costi di ristrutturazione e manutenzione del Pian del Lago superino chissà di quanto quelli del Palmitelli, perché se è vero che sull'uno bisogna apportare tante modifiche, l'altro comunque bello e pronto, bisogna solo mantenerlo. Anche perché insomma il Pian del Lago ha una struttura in erba naturale, voglio dire, mentre invece... Cioè, fino a qualche anno fa ospitava la Serie B. Sì, il Palmitelli invece è un campo fatiscente, seppur storico. Certo, dentro la città ci sono tante cose che poi diventano anche la forza di una squadra quando si vanno a incontrare squadre dove il pubblico deve diventare protagonista. Il Palmitelli in questo caso lo è, mentre il Pian del Lago è un po' più distante. Ed è anche un po' più dispersivo sotto questo punto di vista, perché è più grande, magari riempirlo per una partita di eccellenza è più difficile. Certo. Però è chiaro che se la società ha un progetto e vuole tornare nei campionati nazionali il prima possibile, meglio mettere mano non solo al progetto sin da subito, ma anche alle strutture, perché poi ci si ritrova a non poter giocare né nell'una né nell'altra struttura. Senti, ma il mister della Nissa ha confermato, mi auguro, sì? Pare di sì. È arrivata l'ufficialità oppure ancora siamo in attesa di? Ancora siamo in attesa di. Cioè, spiegatemi perché siete in attesa di. Vabbè, sicuramente si dovranno parlare, si staranno festeggiando. Dai, dagli un pochettino di fiato a questa... Sono passati un po' di mesi. Va bene, no. Il Biancavilla invece è riuscito, anticipando un po' tutti, a confermare il mister, a progettare con il nuovo allenatore, cioè che è quello della scorsa stagione, ad organizzare la nuova stagione, e chi parte prima ha già fatto il 50% del cammino. Però poi bisogna metterlo in pratica. Io soltanto ti dico che magari si parleranno per capire quali saranno le reali intenzioni di questa squadra e poi insieme al mister decideranno magari come pianificare. Volevo spezzare soltanto una lancia un'altra lancia fuori dalla Nissa per quanto riguarda lo stadio. È anche vero che il Palmitelli, come hai detto bene tu all'inizio, è uno stadio storico per la Nissa e quindi magari c'è quell'appartenenza a un posto. Dici magari bisogna sdoganarsi, abbiamo delle strutture migliori, e col rischio di non sistemare né uno né l'altro stadio, rimanere sempre in un limbo che ci porta ad avere magari una defezione dal punto di vista di strutture. Però noi speriamo che questa squadra che dovrà giocare in eccellenza farà bene. Allora ci prometti che domenica prossima, nell'ultima puntata di Penalty, ci sveli qualche altro movimento di panchina? Tenendo presente che il giorno 6 ci sarà l'altro calciomercato, quindi tu sarai contento all'interno del Penalty
al Penalty Awards, proprio perché potrai sondare e capire bene anche gli umori. Va benissimo, allora siamo quasi nella parte finale della trasmissione. Io congedo anche Alessio, perché sulla prima categoria abbiamo detto che non abbiamo nulla da dire, i campionati sono ampiamente finiti. Hai detto bene all'inizio del tuo intervento, non sappiamo neanche quali saranno le società che il prossimo anno parteciperanno o al campionato di prima categoria o addirittura quelli che lo hanno vinto al campionato di promozione. Dovrebbe essere tutto secondo la norma, perché stiamo poi scatteranno anche dei ripescaggi, di 12 società che comunque hanno un loro trascorso storico e che hanno una buona impostazione. Però è chiaro, Ettore, che stiamo parlando di realtà dilettantistiche e che tutto può succedere. Quindi... Certo, chiaro, è logico. Però tenendo presente che comunque chi vince il campionato di prima categoria, forse con l'entusiasmo, il campionato di promozione l'anno successivo lo fa. Poi bisogna vedere come lo fa, con che mezzi e con che progetti. Quello è chiaro, sicuramente ci aspettiamo un campionato di promozione molto più divertente l'anno prossimo, perché la federazione ha preposto 12 promozioni dalla prima categoria e solo 4 o 5 retrocessioni alla promozione per riportare i campionati a 14 a 16 squadre, chiedo scusa, quindi sarà anche molto più vivo e divertente. Speriamo, perché insomma la promozione poi è sempre un campionato che, se organizzato bene e se sviluppato bene dalle società, può dare tanto spettacolo, e quindi siamo ben contenti. Va bene, allora saluto Antonio Rapisarda, con lui ci rivedremo la prossima settimana per il sunto di tutti i 4 campionati di promozione, compresi anche quelli professionisti, perché così insomma parleremo anche del Catania. Svegliamo la sorpresa, la prossima settimana non è una sorpresa, l'abbiamo già detto. L'abbiamo detto, lo ripetiamo magari per chi si fosse messo in collegamento adesso, che la prossima settimana parleremo anche di campionato professionista, riparleremo di questa situazione del calcio Catania e di tutte le altre siciliane, Agragas. Ci sarà un filo diretto poi anche con il pubblico da casa che può interagire con noi attraverso la pagina ufficiale di Sala Stampa di Penalty, e parleremo anche del Città di Messina, scusami, ci sono tantissime squadre di Messina e ci confondiamo, della squadra di Messina, della squadra di Lega Pro, e parleremo anche della neosquadra, neopromossa Siracusa. Bene, che siamo contenti che abbia raggiunto questa sospirata Lega Pro. Bene, allora grazie ad Antonio Rapisarda, un saluto agli amici da casa. Con Alessio tra poco insomma ci sarà lo spazio del Penalty Futsal con i tuoi ospiti e questa parte finale della stagione, e saluto anche la nostra tranquilla e serena Federica, perché insomma ha detto soltanto vi lancio la pubblicità. Ben ritornati, ben trovati. D'altra parte dopo una stagione è giusto prenderci questa puntata leggera e tranquilla e serena. Esatto, Ettore, io diciamo sono un po' in relax. In relax, ti vedremo chiaramente al Penalty Awards, giorno 6, e sarai protagonista insieme a Jenny. Certo, Ettore, ovviamente non vedo l'ora. Rassicuriamo anche i telespettatori che la vedremo tra poco. Ah sì, certo, chiaro, lei rimarrà, rassicuriamo i telespettatori, rimarrà con te per il Penalty Futsal. Io invece mi congedo da voi, vi do appuntamento per quanto riguarda la trasmissione Penalty per l'ultima puntata domenica prossima, domenica 29 a partire dalle ore 19, come già ha ampiamente ricordato anche Antonio Rapisarda. Saremo in onda tra le 19 e le 21 con praticamente tutto il calcio siciliano, il dilettantistico nonché anche quello professionistico. Seguiremo da vicino anche le 2 partite finali playoff del campionato di eccellenza, dove saranno impegnate appunto la San Cataldese e anche la Sicula Leonzio, e poi soprattutto parleremo ampiamente con ulteriori idee del Penalty Awards, che vi ricordo andrà in scena presso il centro commerciale Le Ginestre lunedì 6 giugno alle ore 18, ingresso gratuito. Saranno premiati i dirigenti, i tecnici, i migliori giocatori, ruolo per ruolo, nelle varie categorie, eccellenza, promozione, e anche per quanto riguarda la prima categoria e da quest'anno anche sul futsal. Se per caso avete difficoltà a raggiungere il centro commerciale Le Ginestre lunedì 6 giugno, allora in questo caso vedrete l'intera manifestazione domenica 12 a partire dalle ore 19, sempre sul canale 11 e sul canale 823 della piattaforma Sky, appunto su Video Mediterraneo. Grazie a tutti. Voglio ultimamente ricordare una cosa importante, che le nomination verranno presentate domenica 5 di
giugno. Importante, domenica 5 giugno alle ore 20:30 in una puntata speciale di Penalty, appunto dedicata soltanto alla presentazione di coloro che andranno in nomination e che quindi gareggeranno per il Penalty Awards 2016. Grazie a tutti per essere stati con noi di Penalty, ma non scappate perché tra poco la nostra domenica sportiva dilettantistica e non solo siciliana prosegue con il Penalty Futsal insieme naturalmente ad Alessio Patti. Grazie a tutti, buona serata.